due parole, la parola queer che identifica il movimento lesbico, gay, bisessuale e transessuale, e la parola insomma, che richiama il numero 40, perché sono 40 i giorni che separano la giornata mondiale contro l'omofobia del 17 maggio alla giornata internazionale del Pride del 28 giugno. Sono 42, ma insomma sono 40 per noi perché abbiamo voluto dare con questo richiamo numerico un percorso fatto di un calendario abbastanza fitto, ahimè, purtroppo, sempre più fitto di iniziative che insomma trattano i temi legati alla cultura, alla cittadinanza e ai diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. In particolare quest'anno Queeresima, che nasce sulla scia dei movimenti degli anni precedenti, insomma la manifestazione contro l'omofobia dei primi anni fino a Queeresima appunto dall'anno scorso e 2 anni fa, quest'anno si concentra su due temi, anzi meglio tre, temi fondamentali. Il primo è l'omofobia nel mondo, perché abbiamo visto che in certe parti del mondo il problema non è soltanto la visibilità, ma la visibilità delle persone omosessuali, cioè che si muore per essere omosessuali. E quindi ci sembrava giusto lavorare con Amnesty International per poter ripercorrere un po' il quadro della situazione del mondo. E lo affronteremo in particolare nella fiaccolata del 17 maggio, che inizierà alle 20 in piazza San Giacomo a Cagliari. Poi vediamo il dettaglio se vi interessa del calendario. Il secondo tema è quello che riguarda un po' un passo indietro, cioè le motivazioni, le premesse, alcune delle motivazioni delle premesse, delle ragioni dell'omofobia e del tabù sessuale. Sappiamo che la sessualità spesso è vissuta con imbarazzo, mentre in altre culture questo non succede, e anche l'omofobia è un problema che spesso non si dice ma si fa, nel senso che la discriminazione delle persone diverse è in vari livelli e spesso è anche sotterranea. Ci siamo interrogati su queste ragioni, l'abbiamo voluto fare fra varie iniziative con un seminario del 18 giugno che si chiama Diritti di famiglia come natura vuole, punto di domanda, dove ci interroghiamo proprio su queste domande, cosa è normale, cosa è naturale. Tra l'altro è simpatico, faremo per vari ospiti che abbiamo invitato in questo seminario. Abbiamo uno psicologo che ha scritto un libro, Curare i gay, naturalmente con punto di domanda in maniera ironica, perché in America stanno ritornando, vedete lì quando ci si dorme poi succedono i pasticci. In America stanno tornando delle teorie riparative che sostengono che si possa guarire dall'omosessualità, contro peraltro il parere degli psicologi e delle associazioni delle psicologie americane. In Italia abbiamo un fenomeno che di cui do notizia, forse non sarebbe il caso, perché ne parli? Perché ci sono le sentinelle in piedi, sono dei fenomeni di persone che sostengono di essere minacciate dagli omosessuali. Allora, gli omosessuali minacciano chi? Questa è la domanda, noi cercheremo di darci delle risposte, perché se delle persone si pongono delle domande è troppo facile dire che hanno torto. Io non credo in questo, cioè è giusto che se delle persone nella società si pongono delle domande si dia una risposta congrua, coerente, consapevole, scientifica, documentata alle domande che ci vengono poste. Quindi se ci pongono la domanda siete sbagliati, siete malati, anziché dire no cretino, che è la prima risposta che si dà, dobbiamo imparare, stiamo imparando a dare una risposta argomentata. No, perché la scienza dice questo. Io penso che uno ha il diritto di pensare che la Terra è piatta, io ho il diritto di dire che c'è scienza che dice che la Terra è tonda, però non posso proibire agli altri di dire che la Terra è piatta. Però non voglio fare il comizio. Ne parleremo chiaramente al seminario di tutto ciò, dei vari seminari. E l'altro, tornando ai temi della Queeresima di quest'anno, l'altro tema è il territorio, perché più degli altri anni riusciamo a toccare una decina tra paesi e città della Sardegna, proprio in quella che era una delle premesse fondamentali di Queeresima, quella dell'inclusività, dove ciascuna realtà può esprimere un punto di vista sul proprio punto di vista sull'omosessualità, su questi temi, e allora in questo caso sono i territori che le esprimono. Andiamo a Mogoro, andiamo a Portoviana, andiamo a Nuoro per la prima volta, la capitale delle Barbagie, e poi finiamo con il Pride ad Alghero. Forse sì, possiamo già parlare un po' di questa dimensione Pride che è un po'
qualcuno parlava di scippo, ieri ha perso il suo Pride, l'amministrazione di qui, le amministrazioni di là, le amministrazioni non c'entrano niente. Come diciamo sempre, noi siamo un'associazione e quindi anche il Quiresima è un progetto apartitico, politico, perché fa politica, ma apartitico, indipendente, autofinanziato, e ha scelto già dall'anno scorso di fare l'ultima data di Quiresima, che si chiama Sardegna Pride, proprio perché la Sardegna partecipa in questa giornata finale delle manifestazioni di Quiresima, e quindi era giusto che la Sardegna che partecipa si esprimesse. E quest'anno è la volta del MOS di Sassari, che ha 22 anni di esperienza in questo campo, e di tutta il nord di Sardegna. Ecco perché nasce il Sardegna Pride, per dare voce alla Sardegna unita, che fa rete, che non sempre litiga, si confronta, dimostrando di essere un territorio unito che può fare molte cose. Il Pride in una città da 40.000 abitanti, certo, poi gli albergatori hanno messo il tappeto rosso, perché fare un Pride con 10.000 persone in bassa stagione, chiaramente in una città turistica è un'occasione, diciamo, interessante e importante. Insomma, non mi posso dilungare oltre, non so se su queste cose poi ci sono delle domande. Sul calendario tecnico, visto che insomma scendiamo un po' nel pratico, mi piace ricordare intanto che il primo appuntamento è questo sabato, 17 maggio, giornata mondiale contro l'omotransfobia. Iniziamo appunto con la fiaccolata in memoria appunto delle vittime, lo facciamo con Amnesty International, l'appuntamento è alle 8 in piazza San Giacomo, faremo un corteo poi nel centro storico e finiremo in piazza San Sepolcro, dove ci sarà anche un piccolo concerto con delle persone che ci dedicano addirittura dei loro lavori. In particolare stiamo parlando di Chiara F e Aurora Simeone, esatto, che insomma Incanto per i diritti è la loro manifestazione che si unisce appunto in coda alla fiaccolata, dedicata proprio alla fiaccolata e alle vittime. Ringraziamo a questo proposito anche Sucania, che è un'associazione che lavora con il commercio equo e solidale, che insomma non è vicinissimo, non tratta i temi della diversità come facciamo noi, ma quest'anno, parlando di omofobia internazionale, si sposa perfettamente attraverso quello che loro fanno, cioè il commercio appunto equo e solidale, quindi parliamo di internazionalità in questo senso. Loro saranno lì con un presidio, fanno una loro manifestazione, quindi ci uniamo perfettamente in questo coro, e questa è l'apertura. Poi insomma vado un po' a salti sul calendario. Vedete nella stampa abbiamo messo tutto il calendario, quindi ci sono tutte le città che partecipano: Olbia, Agustini, Oristano, Portobiana, eccetera, Mogolo, come dicevo. Interessanti sono gli ospiti che noi portiamo. Torna a Cagliari Vincenzo Patanè, che presenta il suo libro. Abbiamo poi un importante reportage giornalistico dalla Russia con una giornalista inglese o francese, inglese. Poi sempre scendendo Porpora Marcasciano, che anche con noi ha già lavorato, se vedete il 13 giugno fa il suo spettacolo, quindi questa volta fa uno spettacolo e non è ospite del cinema come precedentemente con noi. Il seminario del 18 giugno, che vedete appunto in fondo, il 18 giugno sempre a Cagliari, parliamo del libro per il contrario alla cura degli omosessuali, ma abbiamo Esther Cois, psicologa, Jessica Lampis, Barbara Cacciaru, Diego Lasio, lo psicologo professore della facoltà di psicologia, che conduce i lavori, quindi è un po' il nostro responsabile scientifico del seminario. Ci rivolgiamo agli assistenti sociali, agli educatori, agli insegnanti, prevederemo anche i crediti formativi per le professioni, proprio nell'idea che se non si formano le professioni che lavorano con le famiglie, noi non riusciamo a parlare di diritti e di cittadinanza. E spesso le persone che lavorano nel sociale non sono neanche in cattiva fede, non sono contrarie alle persone omosessuali, non sanno come comportarsi. Ancora oggi spesso le persone separate da matrimonio non contratto formalmente, cioè quindi da convivenza, le persone che convivono e si separano, non hanno assistenza perché manca la cultura professionale spesso verso le cose nuove. Il 20 giugno abbiamo un altro aspetto molto importante di arte. È nato un gruppo
che lavora sulle malattie sessualmente trasmissibili. Finalmente abbiamo un gruppo indipendente strutturato che sta lavorando su questo fenomeno, perché non si parla più di AIDS, ma attenzione, non si muore di AIDS, ma il contagio rischia di essere in aumento. Poi i dati li vedremo più avanti, c'è il gruppo che ci sta lavorando, ma le malattie sessualmente trasmissibili sono tante, continuano ad esserci, e non soltanto fra le persone omosessuali. Paradossalmente le persone omosessuali, prime vittime di queste malattie, oggi sono i sindacalisti sono quelli che lavorano per evitare che poi anche le persone eterosessuali si contagino, capite? L'ASL che collabora con noi, la Lila che collabora con noi, sono tutte realtà sarde, importanti, strutturate, che collaboreranno con noi, parliamo dell'ASL appunto, che ci chiedeva aiuto e ci diceva: noi non riusciamo più a fare prevenzione perché ci tagliano i fondi, e gli unici a fare prevenzione siete voi delle associazioni, perché avete il polso del territorio, sapete parlare alla gente, e quindi diventiamo una risorsa indispensabile, quindi non siamo solo quelli che fanno il Pride, capite bene, siamo quelli che l'ASL ci chiama per fare prevenzione alle malattie verso persone che non sempre sono omosessuali. Ecco perché dico c'è da lavorare, c'è da riconoscere anche questo aspetto dell'associazionismo, che è fare questo tipo di lavoro. 24 giugno, tavola rotonda con sempre siamo anche qui, parliamo di persone che lavorano all'università. Mi sono perso il nome qui, non me la ricordo più. Isabella Soi, sociologa, insomma c'è un'interessante tavola rotonda sui diritti umani e omosessualità in Africa, che abbiamo già toccato, che noi tocchiamo con la fiaccolata all'inizio, e poi con un cerchio richiudiamo alla fine di questa ma quasi alla fine, e parliamo appunto, facciamo un po' lo stato dell'arte, delle disgrazie di paesi diversi dall'Europa occidentale. C'è da dire che saranno ospiti sia come docenti, la giornata sarà all'interno della Summer School che organizza l'AIFE, che è un'associazione internazionale di docenti che si occupano di Africa e Europa dei diritti civili, che saranno ospiti da Europa, Africa e Stati Uniti, che interverranno sia con i contenuti che poi parteciperanno alla tavola rotonda insieme ad altri. E insomma, poi a fine giugno la settimana finale è quella dedicata proprio a Sardegna Pride, cioè per volontà degli amici del MOS, che poi insomma spiegheranno in successiva, immagino, conferenza stampa bene in dettaglio. Ci sono una serie di eventi che precedono il corteo finale di Alghero, che voglio ricordare. Il corteo di Alghero quindi organizzato dall'ARC, da altre associazioni, ma quest'anno soprattutto dal movimento omosessuale sardo di Sassari, è bene ricordarlo, cioè proprio loro hanno il polso del loro territorio e quindi seguono prima di tutti il lavoro del Pride. Noi facciamo parte del coordinamento, insomma c'è questo qualcuno ci diceva: ma avete dato anche il nome, ma come avete fatto a dare il nome? E il nome è lì, cioè non è una proprietà del nostro DIAC. I diritti non sono proprietà esclusiva di nessuno, ed è giusto così. Si rischierà, qualcuno sbaglierà, qualcuno farà le cose diversamente, ma questo è il bello della pluralità, altrimenti andiamo a un pensiero unico dove c'è uno che ha ragione e uno che sbaglia. Noi questa cosa cerchiamo di non crederla, è un tradimento, non ci crediamo. Bene, io se non ci sono da salutare, sì, ecco, vedevo la faccia. Abbiamo dei patrocini perché sanno, c'è chi mi scrive le cose da lì. I patrocini del comune di Cagliari, di Buspini, di Mogolo, di Olbia, quindi i comuni danno il loro patrocinio, non è più uno scandalo, non è più come i primi anni, il patrocinio. I comuni riconoscono, stanno cominciando a riconoscere il lavoro sociale di un'associazione come quella nostra e del progetto Quiresima. Non danno soldi, è un riconoscimento del loro lavoro. Molte associazioni collaborano con il Cagliari Quiresima, ricordiamo da sempre le prime collaboratrici, anzi forse prima di noi, del circolo nel cinema Alice D, che sono le donne di Rosé, come qualcuno lo ricorda, che sono un po' cuore pulsante di molta attività politica. Amnesty International, l'ACI di Carbonia è una nuova associazione che si occupa dei diritti GLBT ad Olbia, che è GayNet Olbia. Altre realtà locali collaborano, la Cineteca Sarda, storica partner della Quiresima, la FIC regionale, una trina, una battuta, sempre presente all'interno del nostro progetto, e l'ESU, che insomma su
su cui abbiamo costruito molte della nostra storia. Sulla fiaccolata mi sembra che ho già detto, sull'aspetto regionale mi sembra che ho già detto. Cagliari crede in Cagliari. Altri crede in Cagliari capitale della cultura 2019. Noi non siamo un istituto che fa, non un istituto, ma una compagnia teatrale, non siamo quelli che fanno le canzoni, non siamo gente di spettacolo, siamo un'associazione politica, ma facciamo anche uno spettacolo. Lo spettacolo è uno strumento importantissimo per realizzare diritti e crediamo che Cagliari abbia queste possibilità, quindi noi ci spendiamo assolutamente per Cagliari 2019. Dovremmo farlo anche altre realtà, perché penso che se Cagliari diventa capitale, quindi di un territorio, sa che Chiesina lo siamo. Insomma, un ottimo strumento di lavoro anche per avere come lavorare. Noi ci mettiamo a disposizione con le nostre conoscenze, con i nostri lavori finora raggiunti. Io ho parlato per 10 minuti, un quarto d'ora, non so se passo la parola alla sessione. Intanto mi scuso profondamente del ritardo segnato all'inizio della conferenza stamma, penso che già la mia cognizione sia stata entrare qui, sembrano quegli sketch surreali che mentre tutti si girano, fanno, quindi chiedo scusa. Allora io vorrei dire poche cose. Allora, la prima, riprendere assolutamente, fare i complimenti, ringraziare per questa offerta non solo sociale ma anche culturale. Poi noi dobbiamo parlare del sistema binario della nostra logica, no? Per cui nel pensiero occidentale, come si diceva prima, o è sì e no, o è cultura, o culturale o sociale. In realtà culturale è già sociale, perché la cultura innalza la qualità dei luoghi, eleva il concetto e promuove un concetto di cittadinanza molto più ampio, eccetera eccetera. Io credo che uno possa credere che la terra sia piatta, giustamente, però c'è una distinzione netta anche a livello proprio disciplinare tra quella che è la morale e quella che è l'etica. Io posso avere la mia personale morale, che è qualcosa di assolutamente soggettivo, basta che poi non debba imporre anche a chi pensa che la terra invece sia quadrata, perché potrebbe esserci anche un regime di certezze, di fede e di credenze che in un sistema uno si sceglie liberamente anche chi crede in qualcosa del genere. Arrivando alla capitale europea della cultura, io vorrei dire che uno dei criteri più importanti perché si possa parlare di dimensione europea è proprio la cittadinanza. Devo dire che tutto il progetto che stiamo impostando adesso, qui non è, ne parleremo molto più diffusamente, ci siamo già confrontati con alcuni delle varie associazioni del movimento, che appunto è poliedrico e composto su questi temi, appunto sia il fatto di poter dimostrare che c'è una crescita in termini di diritti, di consapevolezza, perché cittadinanza, anche cittadinanza europea, vuol dire questo, vuol dire, se noi banalmente riprendiamo lo slogan dell'Unione Europea che è uniti nelle differenze, questo ci dà la dimensione di come il lavoro che stiamo facendo noi sia sulla giusta strada, perché è un processo che punta anche a usare la cultura non come fattore di omogenizzazione, attenzione, o di integrazione, ma come un'idea veramente di policentrismo per quanto riguarda la città, che sappia valorizzare i salti, gli scarti, le differenze, quindi le diverse comunità, e che quindi sia molto incentrata sui diritti e sulla partecipazione attiva di tutti quanti i soggetti. Io spero che prima o poi non esista più un noi e un voi, ovvero noi che facciamo il progetto di candidatura e voi che ci dite che gentilmente noi siamo a disposizione, ma che sia una dimensione molto collettiva, perché questo è un progetto per la città, della città, e aggiungo per i territori e dei territori, perché Cagliari si presenta con un partenariato allargato. Quindi io non trovo uno scandalo né uno scippo, contrariamente a quanto sia stato scritto, che il Pride quest'anno si svolga ad Alghero, anche nella dimensione di città che ci stiamo immaginando, al di là della dimensione appunto urbana, ci immaginiamo una città che sia sempre più aperta, molto meno arroccata, e non solo verso il Mediterraneo, le altre regioni transfrontaliere d'Europa. Prima di tutto Cagliari deve riuscire ad essere aperta guardandosi dietro le spalle. È un po' il percorso che ha dovuto iniziare a fare anche Marsiglia, che è stata capitale europea della cultura nel 2013. Non c'era nessun rapporto con Aix-en-Provence o con le città
limitrofe, quindi noi vogliamo avere l'onore di poter essere non avere un ruolo egemonico, ma di essere una porta aperta su tutto il territorio regionale, e queste manifestazioni, in generale la cultura, la creatività, tutto ciò che costituisce un processo diffuso non può che rafforzare un'idea di rete e contribuire a creare nell'immaginario una dimensione molto più coesa, che è quella regionale. Quindi io non l'ho mai vissuto come uno scambio, certo ci mancherà la passeggiata al Poetto, ci mancherà, però chissà che insomma noi riusciamo a livello del tutto privato a fare un salto larghero, una calle, un ponte, una calle, come direbbero i veneziani, e soprattutto ci godiamo un programma molto fitto, di cui, se posso permettermi, posso lanciare il vostro appuntamento, non so se l'avete detto, e magari perché sono moltissimi, che è quello l'omotransfobia a scuola. Io ho anche la delega della pubblica istruzione, credo che si debba iniziare dalla scuola. Noi ci abbiamo provato, siamo stati coperti di improperi e di insulti, ma non importa, perché su certi temi non si ragiona in base al consenso, ma si ragiona in base a quello che è giusto fare. Proprio perché il tema nella scuola che si incrocia con i fenomeni, infatti vedo che parlate anche di bullismo, che si incrocia con i fenomeni dell'etichettamento, dell'autoetichettamento, di un'emarginazione sempre crescente, una riforma Moratti che ha dato il via alle fasce A, fasce B, fasce C, e che quindi costringe le scuole spesso a delle politiche che devono seguire una certa normativa. Ma io vorrei ricordare che noi in Italia sulla carta abbiamo una legislazione per l'infanzia che dovrebbe essere all'avanguardia. Non abbiamo le classi separate, abbiamo un insegnante di sostegno che è dato alla classe e non al bambino, perché il successo è della classe intera. E laddove invece ci sono fenomeni di emarginazione, di etichettamento e di esclusione, che poi si riflettono molto spesso in successi dal punto di vista formativo, non determinati da capacità inferiori di apprendimento, ma solo veramente da difficoltà comportamentali dettate anche dal contesto, è un fallimento di tutta quanta la classe. Noi sappiamo che abbiamo fenomeni di cui bisogna avere il coraggio di parlarne, di chi per paura di essere diverso, poi diverso da chi. Anche questo sarebbe un tema di una enorme riflessione. Io credo che invece l'amore e il rispetto per l'altro, per le differenze, debba essere prima di tutto insegnato e veicolato nelle nostre scuole, proprio perché se parliamo di cittadinanza parliamo dei cittadini di domani. E chiudo con una cosa che non è per la stampa, ma un aneddoto personale. Mi ricordo che quando mi lamentavo con l'educazione un po' così anticonformista dei miei genitori, mia mamma mi disse: mi ringrazierai per averti insegnato il valore della differenza e della diversità. Quindi io insomma credo che e questa è una lezione che mi sono portata dentro, e mi auguro veramente che ci sia un pieno successo, una fiaccolata che attraversa il nostro tessuto urbano nell'anno della candidatura, dove anche a livello visivo si scrivono e si parla di diritti, che poi mi auguro che tra un po' di anni non saremo qui a doverne parlare in questo modo ma in un altro, che vuol dire che appunto superata la soglia della vivibilità, superata quella della visibilità e acquistati i diritti, si ragionerà soltanto di temi profondi e sempre culturali, però senza che ancora ci sia bisogno di arrivare, vorrei ricordare, in moltissimi paesi e centri che non hanno la dimensione urbana, a spiegare che non è una malattia e che non si deve guarire. Grazie. Una cosa, se posso, in chiusura, forse devo dirla prima ma la posso dire anche adesso. Noi siamo un'associazione in crescita, abbiamo iniziato nel 2002 con il filmetto di seconda visione,